metti la gamba destra dietro, quando io porto la mia sinistra e tu porti la tua gamba dietro. Fai Così, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Inizialmente avevo tante paure, però poi ho avuto questo coraggio e arrivato in aeroporto tutto è filato liscio, sono stato proprio tranquillo e a casa mia e ho risolto i miei grandissimi problemi che mi turbavano tutti i giorni, il mio sorriso e i miei dolori della bocca. Dopo tante cure, infatti anche se sono giovane, mi hanno rovinato alla fine, perché con tante cure sbagliavano, andavo da un altro dentista, mi ritrovava con i problemi, però difendeva gli altri colleghi e quindi mi ritrovavo sempre a rovinare di più la mia bocca e arrivare a fare questo lavoro che ho fatto qui. L'ho risolto solamente grazie a voi. E alla fine non capisco perché non fanno altro che difendersi l'uno con l'altro e non dire il problema e accettare il lavoro che è stato fatto male. Praticamente a me mi hanno curato con mi facevano questi preventivi, curano e ti ritrovi comunque sempre col problema in bocca, pagando e non avere, senza risultati. E alla fine non capisco perché fanno questa guerra di abbassare i prezzi senza dare risultato alla gente, quindi fanno una lotta di prezzi a chi ha il prezzo più basso e non a fare una lotta, una guerra contro chi non fa lavori utili. E l'Italia non capisco perché non ci può offrire queste cure a buon costo e a risultati soprattutto ottimi e giusti, che siamo costretti comunque ad andare negli altri paesi. Prima non facevo altro che turbarmi, nella mia testa mettevo sempre la mano davanti alla mia bocca quando sorridevo. E ancora adesso ho l'istinto di farlo, perché era proprio un tormento per me, avere questi denti curati male, ingialliti sul davanti e adesso ho risolto il problema della mia vita, tra virgolette, però mi alzo allo specchio, la prima cosa che faccio, mi faccio un sorriso. Dopo tante cure che ho affrontato nel percorso della mia vita non riesco a capire come mai gli ordini dei medici non tolgono la licenza a chi opera male nel loro campo. Quindi ci rovinano alla fine sia biologicamente che economicamente a noi pazienti. E mi avete davvero cambiato la vita risolvendo il mio problema, perché per me era davvero un problema enorme. Non vigilare sulla qualità dei professionisti, delle terapie erogate o delle prestazioni che vengono erogate non solo da medici e dentisti, ma anche da altri professionisti che si trovano in altri settori, ha un costo veramente alto. Il costo di cui parlo non è quello prettamente economico, ma il costo biologico di dover reintervenire su situazioni che erano già complesse, dei disastri sul quale chiunque avesse messo mano sicuramente si sarebbe trovato in grossa difficoltà, genera delle persone che avranno degli esiti che sicuramente non saranno performanti come se avessero operato su un caso che era in uno stadio iniziale. La prevenzione è quello che manca in molti paesi europei. Parlo di prevenzione a livello di cosa pubblica, di problemi pubblici, parlo di prevenzione in ambito sanitario, parlo di prevenzione per esempio del crimine oppure delle emergenze. Perché si arriva alle emergenze? Si arriva perché chi deve vigilare non c'è.
oppure chi deve vigilare c'è, ma chiude un occhio, delle volte anche due occhi, perché nelle emergenze si può lucrare di più delle volte. Nelle emergenze possono essere utilizzate delle tesi che fanno leva sul dolore, oppure sulla scarsità di tempo, oppure sulla impossibilità a poter mangiare. Occorre vigilare sulla qualità di chi eroga prestazioni sanitarie come prestazioni di altro tipo. Quando io apro il computer ogni giorno ricevo almeno 10 radiografie di persone che non possono permettersi le cure nel proprio paese a causa dei costi elevati. Allora iniziano a cercare su internet delle soluzioni alternative al proprio paese e vanno a finire in Moldavia, dove ho strutturato il policlinico con i prezzi più bassi d'Europa e riceviamo tutte quelle richieste dei casi che costerebbero delle volte anche più di 40.000 euro poterli risolvere. Non è normale vedere le cose che io vedo. Quando io vedo dei danni come quelli che ci sono dentro alle lastre che mi arrivano, mi faccio sempre una domanda, mi chiedo: ma come è stato possibile arrivare in questo stadio? Il motivo è che forse o non c'è stata la prevenzione, oppure non c'è stata la possibilità di accedere alle cure, oppure ci sono dei pazienti che hanno potuto fare prevenzione ma non sono stati poi controllati, fatti dei follow-up, dei controlli semestrali obbligatori, magari perché lo Stato ti obbliga ad andare dal medico, pena perderesti la copertura sanitaria, oppure sono stati curati male, quella che viene definita mala sanità. Questa è la radiografia di un paziente che ha dovuto togliere tutti i denti e gli sono già stati installati degli impianti dentali. Gli sono stati installati impianti dentali con ancora la malattia in atto, la malattia parodontale sulle radici. Sono state lasciate delle radici vicino agli impianti dentali. Si sono propagate le infezioni agli impianti dentali. Se io vado a vedere le sezioni di questo caso, vedo impianti dentali che sono stati messi al di fuori dell'osso, non c'è stata una logica nell'inserimento. Ti assicuro che casi come questo ne ricevo una decina al giorno. Sono pazienti non che stanno perdendo i denti, ma sono persone che hanno perso la fiducia nei medici. Anche qua vedo un impianto dentale che sta praticamente dislocato al di fuori dell'osso. Vedo lastre dove ci sono impianti dentali uniti con radici naturali. Questo non rientra nei protocolli internazionali. Vedo pazienti che vengono trattati come clienti, ovvero gli vengono fatti dei preventivi che non sono risolutivi. Si cura solo una parte della bocca e si lascia stare tutto il resto dicendo ok, quando avrai i soldi farai il resto. La bocca non si può curare a pezzi, non si può pensare di mettere lo smalto sopra le unghie di un piede che sta andando in cancrena. Così si sta solo facendo i propri interessi e non quelli del paziente. Come io vedo queste lastre, sicuramente molti altri professionisti hanno visto queste lastre. La domanda che mi faccio io: perché non vengono denunciati questi casi di malasanità? Perché quando un collega esce dai protocolli non fa pervenire una segnalazione al proprio ordine sulla cattiva opera del precedente collega? Fare questo è un grande senso di responsabilità da parte di tutta la classe medica. Fare questo significa proteggere la propria professione e fare questo significa buttare fuori dagli ordini gli sparachiodi oppure i terroristi che vanno a operare terapie che non sono necessarie o che vanno fatte in tempi diversi. L'imperizia non può essere nascosta. Chi vende trattamenti non necessari deve essere radiato dall'albo perché sta derubando un paziente e sta danneggiando biologicamente una persona. Vanno a fare talk show su quelli che sono i prezzi bassi. Chi fa i prezzi bassi vanno contro chi cerca di abbassare i prezzi con delle politiche aziendali, ma non vanno invece a occuparsi
ma non vanno invece a combattere chi opera fuori dai protocolli. Per me è una cosa molto più grave, perché non è una questione di verificare se una persona sta dentro a degli standard di prezzo, ma è una questione di verificare se le persone stanno dentro agli standard di qualità. In un sistema privato questa è una deriva molto facile, dal momento in cui esiste il conflitto di interessi che chi espone il listino prezzi e decide o ti dice ciò di cui hai bisogno, delle volte quasi sempre anche la stessa persona che poi emette la fattura, che deve intascare i soldi. Quindi è facile correre il pericolo di entrare dentro a delle terapie che hanno un conflitto di interessi, di cui abbiamo parlato in altre puntate. A me sembra quasi un cartello, ovvero stare qui a difendere i nostri tariffari oppure stare qui a difendere la buona condotta, la buona qualità. Delle volte leggo dei comunicati stampa che vengono fatti dagli ordini dei professionisti, parlo a 360 gradi di tutti gli ordini delle professioni, sembrano quasi politici. Il linguaggio dei politici è un linguaggio delle volte opposto. Basta, se vuoi capire veramente, a mio parere, quello che cercano di dire nei comunicati stampa, invertire le parole. Noi dobbiamo proteggere, per esempio, i nostri pazienti. Inverto le parole, noi vogliamo proteggere noi stessi. Se si vuole proteggere veramente noi stessi, oppure se si volesse veramente proteggere i pazienti, bisognerebbe pensare prima di tutto alla biologia del paziente, che va rispettata, protetta e tutelata. Poi anche al portafoglio del paziente, non si può sottoporre un listino prezzi per la salute, per curare la salute e le malattie dei malati. Dovrebbero essere date gratuitamente, dovremmo noi medici essere pagati dallo Stato e dovremmo lottare per vederci riconosciuto il pagamento dallo Stato delle prestazioni che noi facciamo. Gli ordini dei professionisti, a mio avviso, a mio personale parere, oggi sono anacronistici. Dovrebbero essere riformati in dei quality center. Bisognerebbe iniziare a lottare per fondare sul territorio degli istituti di controllo delle opere che vengono eseguite, delle prestazioni, delle terapie e dare dei punteggi di qualità. Questo viene già fatto in alcuni paesi e dovremmo prendere spunto dalla patente a punti, a mio parere. Se tu operi male, ti tolgo dei punti. Finiti quei punti, ti rimuovo la licenza. E per poter riaccedere alla licenza, dovrei risuperare gli esami da capo o almeno l'esame di Stato, per verificare che stiano queste persone operando in maniera corretta. Recidiva, radiazione a tempo indeterminato. Un saluto da Dottor Palmas e dalla Moldavia.